Il microbiologo Andrea Crisanti, volto della scienza che abbiamo imparato a conoscere nei periodi più bui della pandemia, scende in campo con il Partito Democratico alle prossime elezioni politiche. Il PD infatti lo ha candidato come capolista al Senato nella circoscrizione Europa. Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova, vanta una lunga esperienza di lavoro all'estero, in Germania, in Svizzera e per 25 anni a Londra, dove si è iscritto qualche anno fa al Partito Democratico. Proprio dal PD di Londra che è stata avanzata la proposta di candidarmi, è stata poi accettata dalla direzione. Guardi, io non ho nessuna esitazione a dire che col Partito Democratico condivido valori e esperienze sociali, quindi mi identifico nel messaggio che il PD porta alla nazione. Il nome del microbiologo, papà dello studio Suvò, è stato scelto dal PD per il suo ruolo nella scienza e perché rappresenta gli italiani che vivono all'estero. Crisanti dice di aver accettato questa candidatura nelle liste del Partito Democratico per dare un contributo alla progettazione del futuro del paese in un momento cruciale per l'Italia. L'Italia sta per affrontare una situazione senza precedenti in cui decisioni politiche devono essere informate da competenze scientifiche nel campo della sanità, dell'ecologia, dell'energia, dell'economia. Ecco, io penso anche che gli italiani siano stufi di essere governati da tecnici che non siano eletti e quindi io penso che sia dovere e responsabilità di chi pensa di poter dare un contributo al Paese di cercare i voti tra gli elettori.